venuto al punto, benvenuto qui a Telefriuli, benvenuto al sindaco di Moimacco, Basaldella Enrico. Dottore, benvenuto. Buongiorno, grazie. Bene, che è anche presidente della comunità del Friuli orientale, che dopo vedremo un momentino come sono le cose lì. Parliamo subito di bilancio di Moimacco, perché tutti, quando ho un sindaco, tutti mi chiedono le tasse, le robe, il problema, il personale. Comunque, delinea un po' il bilancio come... Beh, diciamo che ovviamente, data il periodo piuttosto complicato, abbiamo ritenuto opportuno di non modificare le tasse, anzi intervenire laddove possibile riducendole, sia per quanto riguarda le misure della TARIP, siamo passati a tariffa puntuale che ha permesso di avere degli sconti anche insomma, su una redistribuzione soprattutto anche del gettito fiscale. E poi chiaramente in epoca Covid abbiamo utilizzato i fondi messi a disposizione a livello governativo per abbattere e non di poco quella che è la tassa per le attività produttive, ecco, no? In questa tassa. Per il resto abbiamo lasciato il tutto invariato. Ecco, poi c'è sempre il problema personale, segretari comunali, che comunque siete... Questo è una croce continua, no? È un argomento toccato da molti colleghi che hai avuto ospiti qui. Sì. Sì, io non vorrei ripetermi, ma evidentemente è un problema cogente. Le persone sono poche, le professionalità di conseguenza insomma, mancano un po' e questo si sente insomma, certamente. Problema dei segretari anche ovviamente Sì, è un problema un po' complicato per tutta la vita dell'amministrazione. Anche se devo dire che a Moimacco abbiamo fatto un lavoro in 5 anni piuttosto impegnativo per sostituire pensionamenti e mobilità e ad oggi devo dire che la pianta organica è abbastanza sistemata. Però diciamo, la cosa importante è cioè, le soluzioni vengono anche diciamo, da approcci diversi, dal lavorare insieme come comuni. No? Ecco, è una questione che comunque sia, penso dovrà essere affrontata anche con tempo esiguo, ma comunque la questione del piano nazionale di resilienza, di ripresa e resilienza, questo PNRR che comunque tutti ne parlano ma molti sono in difficoltà e quindi c'è il problema del personale, Sono due problemi collegati perché effettivamente il PNRR ha imposto ritmi serrati, progettazioni molto veloci, molto complicate anche da seguire. E per cui la mancanza di personale ha precluso l'accesso a certe risorse. A Moimacco siamo riusciti comunque diciamo, a presentare qualcosina, soprattutto in tema di efficientamento energetico, poi abbiamo fatto una domanda anche per la ristrutturazione di un monumento ai caduti che è abbastanza particolare tra l'altro dalle nostre parti e che ha per l'occasione tra l'altro ottenuto anche un decreto di vincolo da parte della sovrintendenza e dal Ministero dei Beni Culturali. Bene, quindi una cosa anche importante che è un simbolo, insomma. È un simbolo, è un monumento della prima metà del Novecento ed ci teniamo in modo particolare, però bisogna anche di interventi di manutenzione, soprattutto per quanto riguarda il verde. Abbiamo approfittato di questa linea contributiva del PNRR per i giardini storici e speriamo adesso effettivamente di poter portare a casa i soldi che ci servono per rimetterlo in sesto. Ecco, poi ci sono i lavori pubblici, la viabilità, in sostanza che comunque sia, è un comune che ha la sua viabilità, perché io conosco bene la vostra zona e insomma mi pare che è una zona tranquilla, operosa, ma comunque ha la sua problematica anche nella viabilità. Beh, allora, diciamo che innanzitutto per quanto riguarda la viabilità, nell'arco di 5 anni abbiamo riasfaltato quasi il 30% delle strade del comune, anche con l'appoggio di ANAS che è intervenuta sulla 54. Ed è una cosa che comunque cerchiamo di tenere sempre operativa. Tra l'altro interessandoci anche delle strade bianche, che tante volte sono un po'... Sono importanti però, molto importanti. Sono trascurate tante volte. Per quanto riguarda i lavori, abbiamo diversi cantieri in essere o che stanno per partire. Alcuni sono stati ritardati un pochettino dall'emergenza pandemica, come spesso è accaduto in tanti altri comuni, però ne ricordo alcuni rapidamente.
i lavori di completamento dell'area cosiddetta De Claricini, oggetto di una donazione modale che abbiamo consolidato proprio con questo intervento e che adesso va a beneficio praticamente dell'intera comunità. Poi i lavori per la ecopiazzola che a Moimacco mancava e che è stata realizzata e si realizzerà anzi recuperando un capannone in disuso dell'area industriale, quindi senza ulteriore consumo di territorio e anzi riqualificando un'area che era un po' in degrado. E poi abbiamo ben 2 lotti di intervento sul polo sportivo con la concertazione per quasi 1 milione di euro. Poi ci sono altri lavori, non so, l'ampliamento del cimitero, che ai noi è necessario anche questo, e altri lavori di manutenzione minore, ma che comunque insomma portano il piano degli interventi ad un livello piuttosto importante. Bene, naturalmente come Presidente della Comunità del Friuli Orientale c'è un'altra visione, insomma, perché deve avere una visione un po' più ampia, perché ci sono quanti comuni e quali, Sindaco? Allora, i comuni adesso sono 8, dico adesso perché eravamo in 7 e da poco si è unito anche Pradamano, segno questo se vogliamo anche del fatto che si sta lavorando bene e che altri comuni hanno inteso i servizi che stiamo erogando come meritevoli di attenzione. È impegnativo, devo dire la verità, anche questo ruolo della presidenza della comunità del Friuli Orientale, ma è anche fonte di grandi soddisfazioni. Accennavo prima al fatto che le problematiche che tanti colleghi sindaci hanno citato sul personale e via discorrendo possono trovare soluzione proprio nel collaborare, nel lavorare assieme e la comunità ne è un esempio secondo me cristallino. Abbiamo conferito infatti alla comunità già il servizio di polizia locale che conta 24 elementi, quindi un corpo di polizia anche di un certo spessore, le ragionerie e il SUAP. Tutti questi servizi coprono, diciamo, con geometrie variabili questi 8 comuni che sono, lo ricordo, Cividale, Moimacco, Remanzacco, Premariacco, Buttrio, San Giovanni, Prepotto e appunto una zona molto importante, insomma. Anche... Beh, sfioriamo i 40.000 abitanti. Insomma, non è... È un ente abbastanza strutturato. È una piccola provincia, diciamolo chiaro, una piccola provincia. Ecco. Potremmo dirlo. Sì. E puntiamo anche in alto perché con il 2023 vorremmo attivare anche i servizi di tributi, completare quello delle ragionerie e anche la gestione del personale. Quindi un vero e proprio ente sovraordinato, sovracomunale, che però può sostenere in maniera importante i problemi dei comuni più piccoli. Sì, quindi insomma una comunità molto operosa, molto strutturata, che comunque è destinata anche ad ampliarsi, insomma, capisco. Il rapporto molto bello, devo dire, che c'è tra i sindaci, tra gli 8 sindaci, mi lascia sperare appunto in tal senso, perché ci troviamo spesso, ci confrontiamo sulle varie problematiche, non soltanto quelle diciamo legate ai servizi, ma a quelle che riguardano un po' il vivere quotidiano di noi amministratori e devo dire che questo è di grande aiuto nell'affrontare i vari problemi, Covid incluso per intenderci. È chiaro, allora lei è anche medico, per cui insomma il problema della sanità è all'ordine del giorno, no? Quindi molti sindaci criticano, molti diciamo così, chiedono altre situazioni che vengano un po' parametrate. La zona di Cividale è particolare perché abbiamo avuto nel tempo proprio questioni anche di dirimenti per quanto riguarda i servizi, eccetera, no? Per cui è evidente che la sanità è un punto di riferimento importante per tutta la nostra vita, è oltre il 50% del budget dell'amministrazione regionale. Ecco, come pensa lei così in maniera come amministratore? Perché non le chiedo come medico perché altrimenti andiamo a sforare in altri campi, ma così come amministratore come vede la situazione? Beh, devo dire che drammatica, non è drammatica? È difficile prescindere anche dal mio ruolo di medico nell'esprimere un giudizio e dare una risposta a questa domanda. Non può essere scevro da questo. Infatti. Capisco. Però, ecco, allora, la situazione è effettivamente impegnativa. Devo dire che la Regione ha intrapreso una strada nella riqualificazione della nostra zona dal punto di vista sanitario che è apprezzabile, anzi è lodevole. C'è un investimento importante per
restituire al polo di Cividale una sua importanza e aumentare le strutture, anche perché, come ricordava, effettivamente è una zona particolare, a Cividale afferiscono anche le valli che sono, come dire, articolate, complesse. Ecco, diciamo che il punto nodale anche qui rimane, come per gli enti locali, il personale. La struttura che va delineandosi è interessante, indubbiamente. Il punto nodale da affrontare sarà quello di rendere questo polo attrattivo per i medici e soprattutto per i medici di medicina generale, tra l'altro, che sono un'altra categoria che langue numericamente parlando. Sono all'onore delle cronache che molti comuni sono senza il medico di base, in pratica, no? Esattamente, ma tante persone si trovano nell'impossibilità di averne uno per il fatto che i pochi che ci sono già al massimo, Sì. no, degli assistiti, e altri non prendono l'incarico perché non ce n'è, semplicemente, di medici. Sì, insomma, c'è stata una valutazione sbagliata nei tempi, insomma, si diceva una volta il numero chiuso, non si può, invece adesso c'è stata un'accelerazione diversa, no? Difatti non mi aspetto che la soluzione arrivi dall'oggi al domani con il proverbiale coniglio dal cappello, Sì. ci vorrà del tempo, ci vorrà pazienza, ma soprattutto molta determinazione. Ecco, passiamo un po' al contestualizzare un po' il tema dei profughi, no? Mi pare che tutti i comuni hanno qualcosa. La guerra ha portato anche questa situazione molto difficile. Allora, fortunatamente Moimacco non ha, diciamo, avuto molti casi da questo punto di vista, e quelli che ci sono stati gestiti anche grazie alla generosità dei cittadini. Nell'ambito della comunità, qui parlo un po' come presidente, ci sono stati comuni che si sono trovati a gestire numeri importanti di profughi, però anche in questo caso, appunto, sono state trovate delle soluzioni. Abbiamo beneficiato, tra l'altro, come sindaci, proprio del fatto di poterci confrontare spesso e volentieri come voce di un certo peso, ecco, se vogliamo così. Abbiamo potuto interloquire anche con il prefetto e studiare assieme, diciamo, delle soluzioni di accoglienza, certo. Ecco, chiudiamo con un evento a Moimacco, qualcosa che... Beh, un evento a Moimacco è sicuramente quello della festa di San Giovanni, Perfetto. la Sagra, che ritorna dopo 2 anni di stop. Come in tanti altri comuni, purtroppo la pandemia ha impedito, insomma, il proseguire di questa tradizione, ma adesso finalmente la Pro Loco si sta muovendo e siamo tutti in trepida attesa di poterci ritrovare effettivamente alla festa. È praticamente nella seconda metà di giugno, a cavallo praticamente della festa del Santo. Abbiamo il tempo per venire. Certo, assolutamente, vi aspettiamo tutti quanti numerosi. Perfetto, allora grazie a Basaldana Enrico, che è presidente della comunità Friuli Orientale e sindaco di Moimato. Grazie ancora. Naturalmente le porte sono sempre aperte qui al punto, quando c'è qualcosa, insomma, il sindaco di Moimato può tornare quando vuole. Bene, naturalmente noi ci vediamo ancora la prossima volta con un altro primo cittadino e alla prossima.